Migliaia di persone questo pomeriggio a Padova per il Gay Pride, l'appuntamento annuale qui dalla città, ha sfilato lungo le strade di Padova per portare all'attenzione di tutti i diritti della comunità LGBTQI+. Migliaia di persone, dicevamo, tanti gli interventi dal palco prima del corteo che ha visto protagonisti anche le famiglie delle mamme arcobaleno che da Padova stanno portando avanti la loro battaglia perché non vengano cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei bambini, 37 quelli registrati qui nella città del Santo dal sindaco Sergio Giordani dal 2017. Ma l'attenzione oggi era alta anche con le bandiere della Palestina, perché oggi si è portato avanti anche un messaggio di pace per il popolo palestinese. Le immagini di una città invasa dalle bandiere arcobaleno in questo pomeriggio di giugno. Siamo qui oggi per solidarizzare con la battaglia di tutte quelle soggettività che vengono discriminate, che subiscono violenza proprio per questa violenza patriarcale di cui anche Giada è stata vittima, che sfocia nel femminicidio ma che poi nasce con tante discriminazioni e violenze verso tutte quelle persone che si discostano appunto dalla visione patriarcale di quello che devono essere uomini e donne nel nostro paese. Noi dobbiamo scendere in piazza per tutti i nostri diritti, per una legge contro l'omotransfobia, per il matrimonio egualitario, perché noi di fatto quando facciamo coming out perdiamo i nostri diritti, nonostante in teoria ci nasciamo, per non essere cittadini e cittadine di serie B. E anche per quanto riguarda scuole e luoghi di istruzione c'è ancora tantissimo da fare. Un esempio è la carriera alias. La carriera alias è quella carriera che permette agli studenti e alle studentesse transgender di poter utilizzare il proprio nome di elezione e il genere in cui si definiscono prima della rettifica dei documenti legali. Siete qui oggi come mamme arcobaleno e sappiamo bene la vicenda giudiziaria che sta andando avanti. Avete speranze di una buona risoluzione dopo che il governo si è opposto alla decisione del tribunale? Non molto, non abbiamo molte possibilità di vittoria secondo i nostri avvocati, però la lotta per noi continua ed è importante che andiamo avanti a lottare per ottenere un giorno una risposta di tipo governativo alla richiesta che abbiamo noi per i nostri bambini. La nostra battaglia sta andando avanti da più di un anno ormai e il 10 di giugno ci sarà la prossima grande sfida, battaglia, andremo in udienza in Corte d'Appello a Venezia, quindi è arrivato giugno, è iniziata la stagione dei Pride, però per noi c'è ovviamente molto di più in gioco.